Il saluto tra i due coach Paolo Galbiati e Max Menetti. Russell prova a slalomeggiare, poi per Jones chiude l'arcobaleno dell'alley-oop. Buono il pick and roll laterale, la scelta di mandare sul fondo da parte di Treviso, letta benissimo dall'attacco di Cremona che pesca ancora McNeese là sotto. E adesso però l'alley-oop sì che viene concluso da Aaron Jones. Matteo Spagnolo in punta, il pick and roll con McNeese, poi la palla dentro per il pivot a realizzare con il fallo di Chillo. Di nuovo in punta il pallone con spazio più o meno della stessa posizione di prima, 2 su 2 da 3. In queste poche partite con Cremona solo 20% per lui. Nel frattempo invece Bortolani arriva fino al capolinea a appoggiare con la mano sinistra, stire il possesso, poi va da Tinkle che attacca Achille, si gira nel cuore dell'area il mancino, gran canestro anche questo di Tinkle. Palla prova a correre in transizione Treviso, tanto troppo spazio per Dimsha che ha tutto il tempo di puntare il mirino e questo non lo può sbagliare. Frontale completamente fuori misura e subito contropiede di Sokołowski, non parte bene Cremona. Ancora il tentativo di forzarlo sul lato sinistro per negare il pick and roll, in qualche modo però il pick and roll Treviso lo fa lo stesso e Aaron Jones chiude quell'arcobaleno. Cremonese che spara ancora da 3 punti, poi il rimbalzo di Spagnolo ed eccolo qui il parziale è servito 8-0. Nel frattempo grande rimessa di Treviso, spazio per Dwayne Russell e più 4. E adesso addirittura una palla persa davvero evitabile che consente un contropiede. Sembrava che fossero fermi tutti, sembrava che fosse stato un fischio, invece la cosa è andata avanti. Poi di nuovo McNeese apre per Spagnolo, di nuovo per McNeese marcato da Russell, arriva il raddoppio di Achille, bravissimo McNeese che sicuramente sta giocando una delle sue migliori gare. Tinkle, bravissimo, Russell a toccare la palla, scade il tempo, ancora Juskevicius, una gamba, solo possesso di distanza, Sokołowski attacca il ferro e poi in automatico per Aaron Jones, vola lassù. Juskevicius, il blocco di McNeese, si butta dentro, Jamani McNeese, Imbro si butta dentro, Cuono alza la parabola e in qualche modo la palla si affloscia dentro.